Di Fiume Veneto. Allora Jessica, nuovi parroci. Sì, direttore, sai che a Fiume Veneto c'è sempre movimento, no? Sono arrivati 2 nuovi parroci, Don Jonathan Marcuzzo per la parrocchia di Fiume Veneto e Don Corrado della Rosa per le parrocchie di Bannia, Cimpello e Praturlone. Li abbiamo accolti tra sabato e domenica. Davvero un caloroso accoglimento da parte un'accoglienza calorosa da parte sia del Consiglio pastorale ma anche davvero di tutta la cittadinanza e proprio domenica Don Jonathan ha ricordato, entrato immediatamente nel ruolo, ha ricordato un'iniziativa importante che si terrà il 25 di settembre, una camminata in notturna. Occhi al cielo e piedi nella polvere, e sarà una camminata intervallata, sono parecchi chilometri lungo tutto il territorio comunale, intervallata da momenti di meditazione sui versi di San Francesco e di Venerabile Suor Serafina. Il ricavato a tutela delle donne afghane e quindi all'attivista Selai Gaffar, già nostra ospite a Fiume Veneto, e all'associazione Insieme si può. Grazie veramente al sindaco Jessica Canton, e allora andiamo immediatamente